Dimmi tutto, certo. Ci troviamo davanti a quello che è il mio lavoro principale, che è quello della sartoria. La sartoria nasce appunto con il desiderio di riproporre quello che era perso, quello che la memoria aveva cancellato, quello che i ricordi da bambino, degli anziani, mi avevano tramandato, e ho cercato di rimettere in uso quello che era il vestiario serargino. Qui voglio partire con le parti più antiche. Questo corsetto, che può sembrare qualcosa di molto strano per il vestiario serargino, perché ci troviamo davanti forse a uno dei reperti più antichi del patrimonio vestimentario della Sardegna intera, perché questo è un capo della fine del Settecento, e per la particolarità anche del modello lo ritroviamo nello studio che sto facendo nelle damme, o meglio nelle priorisse che ci sono rappresentate nella pala d'altare della Cappella del Rosario nella chiesa dell'Assunta. È tutto uno studio che anche lì sto facendo proprio per riportare anche quell'abito allo splendore di quel periodo, perché ricordiamo quelle damine che sono rappresentate là, come il Valeri le descrive, sono la fior di classe del paese. Erano le dame che soltanto a loro era concesso lo sfarzo degli abiti e degli ori. A questo corsetto poi, tramite questo corsetto poi sono riuscito anche con il taglio sartoriale a riscontrarlo anche in altre stampe dove mi prodigavo a studiarci sopra, e mi è servito appunto per il riscontro. Però dov'è che inizia poi la mia vera passione? È quella di trovare il pezzo autentico e andare a capire i tessuti che sono stati usati, a reperire il materiale possibilmente più possibile identico, come può essere ad esempio il velluto di seta, sempre dello stesso periodo, che è usato, vedi, in questo corsetto, o i galloni tessuti, recuperando proprio sempre il materiale del periodo per poterlo ricostruire, cercando di fare un autentico falso d'autore. Riproduzione più fedele, reale possibile, fedele. Poi ci spostiamo a quello che successivamente era la gonna di gala, la cosiddetta saietta. Saietta da che cosa nasce? Saietta nasce da saia, che era il nome delle gonne usato ancora nel periodo spagnolo. In Spagna la gonna viene chiamata saia. Come noi oggi identifichiamo con gonna, gunnedda, però dal piemontese, quindi dall'italiano, gonna, gunnedda, nello spagnolo era saia, saietta. Ecco che ci ritroviamo un'autentica gonna, sempre selargina, in panno rosso. In panno rosso, che non è un panno rosso qualsiasi. Già il panno era sinonimo che tu stavi acquistando un tessuto importante. È un panno che viene chiamato bigello. Valeri nel 1827, quando arriva a Selargius per la processione della Madonna d'Itria, rimane incantato nel descrivere le selargine davanti alla statua della Madonna, in ginocchio, con le gonne rosse con larghe strisce gialle. Identifica appunto la gonna di saietta. Ci spostiamo adesso ad un'altra ricostruzione di un altro corsetto, un corsetto che arriva dopo quello che abbiamo appena visto prima. Qui datiamo questo corsetto intorno al 1860. È fatto completamente imbrocato in lamina d'oro. Allora, per capire l'importanza di questo tessuto dobbiamo risalire anche alla facoltosa famiglia di cui
ne possedeva il capo. Non era sicuramente per il popolino, passatemi il termine, era per una classe d'élite. È un broccato in lamina d'oro e in seta. Ancora fatto su 3 parti. È cucito con le 3 parti da un nastro di seta. Questo nastro di seta appunto serviva per unire le 3 parti. Il mio lavoro è quello anche di rifare una ricerca, la ricerca del taglio sartoriale e dei tessuti che si accostano per periodo e per ricchezza e importanza del tessuto. In effetti vediamo che sono più Sempre, riportata la stessa foglia. sempre usato il tipo di tessuto. È un broccato dello stesso periodo, non usato, però il broccato è sempre intorno al 1860. E se devo andare proprio meticolosamente nella ricostruzione, userò anche le tele interne, usando il lino. E se devo essere ancora più pinnicoso, come si dice, userò possibilmente anche il filo. Il filo sempre dello stesso periodo. Noi quando diciamo ancora una soghevilu, ecco, questo era quello che tu trovavi in merceria. È ancora una scatola originale con il tessuto che vendevano intorno al 1860 e uso lo stesso filo. Pensa, ha la stessa ancora resistenza, non si è assolutamente rovinato o deteriorato. Quindi io questo filo, quando lo devo usare per il restauro o meno, secondo il colore che mi serve, faccio semplicemente una tintura con erbe. Ad esempio qui ho usato lo zafferano per avere il giallo, per ricostruire e ricucire perfettamente il capo. Qui ci troviamo sempre, per quanto riguarda il mio lavoro, anche a recuperare i tessuti d'epoca. Questo è un perfettissimo e bellissimo brocao a gravellus, come veniva chiamato, proprio per la particolarità che c'erano questi fiori riprodotti, che era una sorta di garofano. Un garofano. Perché se posso, sì. Allora se noi spostiamo questo, in effetti questo è una sorta di garofano. E lo identificavano così, a gravellus. Sì. Poi, sempre la particolarità, i rasi di seta, i brocati, e se non è possibile recuperarli antichi, bisogna anche fornirci dalle setterie che ancora sono rispettose del capo, giustamente come costavano prima costano oggi. E quindi recuperare i brocati di seta che appunto erano in uso in quel periodo. Spostiamoci ancora e ci troviamo davanti sempre a un capo benvenuto. Ci troviamo sempre davanti a un capo originale, sempre a un abito di prima gala. Questo è un abito usato per le nozze intorno al 1880. Quest'abito è importante perché era di una delle famiglie più facoltose di Serargius, una donna che poi ha fatto tante opere di beneficenza, e sto cercando anche adesso di farci uno studio su questa figura di donna, sposata con un notaio del paese, rimane vedova prestissimo, e anche un figlio che era studente in seminario, anche lui morirà giovanissimo, e quindi lei si dà completamente alla beneficenza, farà delle opere pie per il paese. Questa gonna non sarà altro che poi la sagunetta bona di quell'abito rosso che abbiamo visto con la balza gialla. Quella diventerà il suo sottogonna, con le diverse particolarità. La famosa catena, la catena che non era altro che lo dice la parola stessa, anche ganciera, non era altro che un semplice gancio dove tu praticamente in base alla vita cingevi i fianchi e ogni maglia dettava ogni centimetro di schinzo, di vita, insomma, di chi lo avrebbe indossato.
in questo caso c'è un buffino vecchio, Sì. però con un fazzoletto. Era il fazzoletto poi del Sovanne Vittura, Sovanne Vettusu, che non era altro poi che il fazzoletto che la suocera regalava, pieno di sprendas che poi sarebbero servite per il matrimonio, e veniva consegnato alla sposa. Eh sì, perché suo buffino, quello piccolino, Quello era appunto proprio su il buffino dei il sprendas. portagioie. Sì. Queste sono le due varianti dei coprispalla, quello in velluto azzurro, con un bellissima fette d'amma, come veniva chiamata, e invece questa è la versione della giacca lunga, come si può vedere qui nella foto. Sono sicuramente bellissimi. Questo è quello che più oggi Quello noi che vediamo. identifica Esatto, Selargius, perché lo identifica vediamo con la Selargius, lo vediamo sposa. più spesso, difficilmente vediamo l'altro. Certo, Questo è proprio, certo. è più antico e forse viene ritenuto erroneamente di minor pregio. Anche se rispetto a devo fare una questo. precisione, noi diciamo sempre su vestire sposa. Sì, L'abito da sposa non esiste. sì. Ognuno si sposava con quello che di meglio aveva. C'è gente che non aveva manco i soldi per comprarsi la feda nuziale. E sapete cosa facevano? Andavano dal prete e dicevano e si facevano prestare l'anello dal tesoro della Madonna dell'Assunta. Tant'è che dicevano, c'è un detto che diceva: femma ici povera, camiso guiada con saneddu de nostra Sannora. Finita la cerimonia, rendevano l'anello e vivevano di quello che potevano, di quello che la sorte gli aveva concesso. Poi, ritornando sempre a quello che può essere lo studio che faccio su questo patrimonio, sono anche tutto quello che non soltanto i nostri cassetti delle nonne ci hanno permesso di trovare, ma anche quello che la memoria, andando a intervistare gli anziani, andando a scovare dalle fotografie antiche. Una delle ultime che mi è arrivata è questa bellissima fotografia, è del 1925 e ritrae uno dei pionieri del folklore a Selargius. Qui è appena giovanetto, e Zia Ricchetu Nonnis. Il famoso. Il famoso Zia Ricchetu Nonnis. È uno che ha forse mantenuto viva la cultura tradizionale. Lui era forse uno degli ultimi che andava orgogliosamente vestito in costume, quando i giovanotti del suo periodo avevano già Safroddi, o come si dice, di indossare gli abiti con la cravatta. Lui invece imperterrito aveva sempre il suo costume. Abitava qui agli inizi della via Rosselli, un uomo attento, organista, era sempre in prima fila anche per quanto riguarda la filodrammatica per i giovani. Era un grande pioniere appunto del folklore. Lui vinse da giovane le prime edizioni di un Sant'Efiso, quando davano il premio. Lui, con la sua semplicità, prese un cavallo, ci mise una bisaccia e da una parte all'altra delle tasche mise i suoi nipotini, che erano piccolissimi. E c'è ancora forse una fotografia su questa, ma proprio per la particolarità di questa scena, vinse il primo premio proprio per la miglior scena del Sant'Efisio di quell'anno. È accompagnato da questa bellissima figura di una certa Letizia, che siamo ancora lì a cercare di capire chi era, perché lei, questa Letizia, dedica questa foto alla mia cara Giulia Offro. Letizia, Selargius, 19 febbraio 1925. Siamo ancora lì a scoprire, ci siamo quasi per identificare che può essere questa donna, una bellissima ragazza con gli occhi azzurri, piena d'oro, con un abito meraviglioso. La particolarità ancora dell'abito di Zia Ricchetu, che qui insegna come deve essere indossato l'abito dello sposo, chiamiamolo così, l'abito completo dello sposo. Sempre basandosi sulla mia ricerca, ci sono anche altre ricostruzioni. Questa è mia nipote Daniela, che indossa un abito un po' insolito, non è identificato nella iconografia come selargino. Per il 99% per me è selargino, perché vi spiego.
Questo è un abito riprodotto fedelmente da un quadro del Marghinotti che nel 1862 viene a Selargius per la festa di San Lussorio, e nella scenografia appunto della chiesa si instaura lì un bellissimo ballo sardo. E durante la conferenza che si è tenuta a Sassari, dove ho presentato questa ricostruzione di abiti, dove c'è lei e lui intenti a ballare, invitano, aprendo le danze, e la sovrintendente appunto del museo identifica come i padroni di casa che invitano ad aprire il ballo. Ma anche se per l'1% quei due personaggi non sono selargini, sono riscontrabili nel Campidano di Cagliari come l'abito del 1860. La differenza appunto è sempre questo grembiulino celeste, però ho avuto riscontri di questo genere di grembiule, a differenza di essere azzurro e rosso, ma con la stessa modulistica e gli stessi canoni sartoriali, in una amboddia. È il termine giusto, ambodia, perché ambodia nasce dal termine ambodicare, è un capo che c'è a quarto, ancora custodito, quindi è riscontrabile anche per quello. Siamo comunque nel Campidano. Nel Campidano di Cagliari, e per Campidano di Cagliari tutti i cultori che sono venuti a far visita parlavano del Campidano di Cagliari come Selargius, quarto, Monserrato, Pirri, Sinna, il settimo, Mara, Quartuccio e quarto. Il Campidano di Cagliari era quello, era quello che si affacciava alla città. Sulla città, sì. Ma i viaggiatori sono venuti, la Marmora ha descritto un bellissimo matrimonio, l'arrivo della sposa a casa dello sposo. La leggenda ha identificato la sposa come Sinnai che va a sposa quarto, però nella copia originale dice soltanto nozze sarde. La leggenda ha aggiunto tutto altro. E qui c'è una ricostruzione appunto di quell'abito che purtroppo per logistica di spazi non ho potuto portare, ma ci saranno altre occasioni di presentare tutta la... Anzi, stiamo preparando un bellissimo evento che sarà a metà luglio, una bellissima... Facciamo un anticipo, te lo parla certo che sì, facciamo questo piccolo anticipo. Stiamo organizzando come amministrazione comunale per metà luglio, la data ancora l'abbiamo già oramai definita, però la teniamo così ancora segreta per scaramanzia, ma stiamo organizzando in preparazione, diciamo un po' per dare, per far sentire ai selargini che il matrimonio selargino si sta avvicinando alle porte, e quindi stiamo organizzando una sfilata di moda a cui gentilmente, con piacere, con il nostro grande piacere, Ignazio parteciperà con alcuni dei costumi che oggi vediamo qua, qualcun altro che non vediamo, e quindi lui li farà sfilare in questa passerella. Ci saranno anche degli abiti diciamo moderni, però con l'utilizzo del tessuto, del tessuto antico delle sorelle Podda, ci saranno dei gioielli, quindi sarà una bella serata, una sfilata di moda, ma di moda che ricalca la moda, esatto, con questi abiti tradizionali. Metteremo insieme gli abiti moderni però fatti con i tessuti improntati anche su quello che era diciamo che è l'antico, il nuovo rivisto, rivissuto, per non dimenticare, per crescere e per ricordare, e soprattutto sì, proprio per ricordare quello che era il passato, il pregio di questi tessuti e del grande lavoro che comunque gli storici, gli studiosi come te fanno, perché comunque ricostruire questi abiti ci vuole tanta passione, oltre che tanta manualità. E poi con sorpresa e tua emozione sei riuscita a capire anche che quel corsetto è appartenuto alla tua famiglia. Sì, l'ho scoperto ora e questo un attimino mi lascia così, perché non c'è niente di più bello che poter toccare con mano quello che qualcuno della tua famiglia o vicino a te ha indossato. È come se sentissi, perlomeno questa è sempre la mia sensazione, anche quando vado a vedere una qualsiasi opera d'arte, dal nuraghe alla statua eccetera, sentirli e sentirli nostri, perché sono la nostra tradizione e la nostra vita, che speriamo di poter
continuare a tramandare ai nostri figli, perché altrimenti Certo. se tutto questo muore non abbiamo più niente. Quindi allora l'appuntamento sarà per metà luglio, mi raccomando, sarà, speriamo sia, anzi ne sono più che certa, e il tempo ci assista. che il tempo ci assista, ma a luglio si spera che l'estate ormai sia arrivata. E poi Insomma. l'invito finale sarà anche quello, quando avrò terminato tutta la mia collezione, per poter fare molto più in grande una presentazione di quello che è il mio lavoro. Sì, questo lo aspettiamo. Quando tu sarai pronto come amministrazione, sicuramente saremo ben felici di poter organizzare qualcosa di ancora più bello, più sfarzoso, più in grande. Sono Insomma, contento. questa è una promessa da Allora parte. ci stringiamo la mano. Certo che sì, facciamo l'accordo. E a Trusagno speriamo di rivedervi presto. Grazie. Un saluto, ciao ciao.